Ufficio del Presidente. Questa stanza, che oggi è utilizzata dal Presidente del Consiglio regionale quale ufficio, all'epoca in cui il palazzo era ancora adibito ad albergo, costituiva la suite imperiale o reale, trattandosi della più prestigiosa del palazzo. La sua importanza è data soprattutto dal ciclo pittorico presente sul soffitto e sulla fascia alta delle pareti, trattandosi di dipinti di Pietro Liberi, Padova 1605, Venezia 1687, il più moderno e aggiornato pittore del suo tempo e tra i maggiormente richiesti e pagati nella Repubblica. Tali dipinti sono raccolti dentro preziose lavorazioni con decorazioni in oro zecchino. Il soggetto mitologico del dipinto che copre tutto il soffitto è Ercole ricevuto in Olimpo, accompagnato da un clima di gioia festante che è stato definito anche l'ascesa all'Empireo. La fascia laterale illustra invece soggetti diversi tra loro, alcuni mitologico-pastorali ed altri che rappresentano un'allegoria dei vizi e delle virtù dell'uomo. Il tema dell'ascesa di un eroe mitologico all'Olimpo e quello delle virtù destinate a sconfiggere i vizi potrebbero essere correlati all'ascesa della famiglia Fini verso l'Empireo del patriziato veneziano, meta raggiunta nel 1649 con il suo ingresso nel Gran Consiglio della Repubblica, grazie all'esborso di un'ingentissima somma di ducati d'oro. Il significato complessivo dell'opera appare quindi strettamente legato al suo committente, uomo di marcatura e di commercio, il quale probabilmente aveva nel denaro il suo credo più sentito. Dal punto di vista del contenuto, il complesso pittorico sembra suggerire che gli averi accumulati nel tempo e ricevuti dagli avi andrebbero utilizzati con prudenza e parsimonia per farne un'eredità virtuosa.